Le paure e le speranze delle famiglie ucraine ospiti della Fondazione Lucchetta d'Angelo Ota Hrovatin. La comunità internazionale con un ultimatum vuole normalizzare i rapporti tra il Kosovo e la Serbia. La Repubblica Ceca si appresta a sfruttare ricchi giacimenti di litio, il metallo utilizzato per fabbricare le batterie. Il Museo del Flipper di Varsavia attira visitatori da tutto il mondo, anche per la possibilità di giocare con pezzi unici. Il nuovo Museo etnografico di Budapest, un gioiello architettonico per presentare la tradizione e la modernità di un popolo. È un piccolo paradiso immerso nella natura del Carso triestino, quello che accoglie i bambini al rientro dall'ospedale infantile Burlo Garofalo, dove ricevono le cure che la guerra in Ucraina ha bruscamente interrotto. Qui si sta all'aria aperta, si pedala nel giardino e ogni tanto si va a salutare i vicini di casa. All'inizio ci sentivamo un po' isolati, lontani dalla città. Ma col tempo abbiamo cominciato ad apprezzare il verde, l'aria fresca e soprattutto l'accoglienza. Stare in compagnia con le altre mamme ucraine ci aiuta molto e gli operatori della fondazione fanno di tutto per farci sentire a nostro agio. La Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Hrovatin, che porta il nome dei nostri colleghi uccisi a Mostar e in Somalia, da anni accoglie i bambini vittime delle guerre che hanno bisogno di cure. Le prime famiglie ucraine sono arrivate un anno fa, quando hanno cominciato a evacuare gli ospedali. Mio figlio aveva bisogno di operarsi al ginocchio e ora stiamo aspettando per un altro intervento. Siamo arrivati in Italia perché le terapie negli ospedali sono state interrotte. Ora sta facendo fisioterapia e va un po' meglio. La voce di Svitlana trema, non riesce a raccontarci tutto quello che vorrebbe. Con lei è arrivata anche la figlia Alina, 25 anni, che sta imparando l'italiano e sta frequentando anche un corso professionale. Dove vedi il tuo futuro? Non lo so, adesso non posso dire, perché quando tu vivi in nuovo paese per situazione di Ucraina, io non posso dire che io vedo in futuro. È ora di pranzo e Irina sta cucinando per Lyubomir, 11 anni, e Dmitro, di 17 anni, che ha una malattia autoimmune. Ma da quando si sta curando in Italia, la sua situazione non solo sta migliorando, ma si sta addirittura stabilizzando. Ora sta frequentando un istituto tecnico superiore a Trieste. Mi piace chimica, mi piace telecomunicazioni e informatica. Cosa farai da grande? Storia, sì, questa è storia. Anche l'accoglienza che riceviamo noi è incredibile. Timofì ci regala i suoi disegni e anche lui vuole raccontarci di sé. Come va a scuola? Bene. È difficile con l'italiano? Poco. No, proprio facile. Senti, quanti amici hai? Tre e più 5. Anche Olga si è fatta tanti amici a scuola dove sta imparando l'italiano. Qual è la tua materia preferita? Italiano. Ma è difficile? Poco. Però riesci a avere tanti amici? Sì. Я не знаю, коли що закінчиться. Spero che la guerra finisca il prima possibile, ma purtroppo non credo che tornerò in Ucraina, perché da quando siamo qui la bambina sta meglio anche grazie al clima più mite e andiamo meno spesso all'ospedale. Нирки в нормальному стані. Зараз ми спілкуємося. Con mio marito parliamo 3 o 4 volte al giorno. L'allarme dei bombardamenti suona praticamente ogni giorno ed è terribile. Non credo sarà possibile tornare nel mio paese per i prossimi 5 o 10 anni. Non so come e dove sarà il nostro futuro. Storie che colpiscono anche chi da anni si occupa di accoglienza, storie che emozionano. Il sorriso di Andri, sicuramente, che è il fratello di Alina, la ragazza che mi ha fatto da mediatrice all'inizio perché parlava inglese, e lui sprizza di gioia ogni volta che lo vedo e il suo sorriso mi resterà sicuramente nel cuore.
Il 17 febbraio il Kosovo ha celebrato il 15° anniversario dell'indipendenza. Una parata militare e gli scolari di Pristina che insieme al premier Albin Kurti hanno acceso 1133 candele in ricordo dei bambini uccisi nel 1999 durante la guerra per l'indipendenza dalla Serbia. Un'apoteosi per il premier e la popolarissima presidente Vjosa Osmani. Due giorni prima, il 15 febbraio, la Serbia ha celebrato la sua festa nazionale. Salve di canone, cerimonie civili e religiose e il presidente serbo Aleksandar Vučić a ribadire la sovranità del paese. Vučić, un nazionalista, poche ore dopo è stato violentemente contestato dall'estrema destra. A scatenare la protesta è stata la possibilità che il presidente possa accettare il cosiddetto accordo franco-tedesco sulla normalizzazione dei rapporti tra la Serbia ed il Kosovo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, preoccupati per la guerra in Ucraina, con il documento, un ultimatum, hanno chiesto alla Serbia di non ostacolare l'ingresso del Kosovo nelle Nazioni Unite. Pristina invece dovrà costituire la comunità dei comuni serbi. In pratica dovrà concedere alla minoranza serba un'amplissima autonomia amministrativa. Il kosovaro Kurti ha accettato il piano franco-tedesco. Questo rafforzerà o indebolirà il suo governo? Dal punto di vista interno lo rafforza dal momento in cui ha posto 6 condizioni molto rigorose e sicuramente l'ha fatto per prendere tempo necessario per raggiungere un dialogo e un'intesa a livello interno. Sicuramente Kurti tra le due parti è stato quello che ha posto condizioni più severe e ha cercato di battere i pugni sul tavolo più di quanto abbia fatto Vučić, che invece pare abbia accettato il piano proposto dall'Unione Europea senza le stesse condizioni. L'Occidente non vuole avere problemi nei Balcani. L'ultimatum posto a Pristina e Belgrado è stato netto. Macron e Scholz lo hanno ripetuto a Vučić durante il vertice sulla sicurezza di Monaco. Ma Vučić, dopo che per decenni si è proposto ai serbi come garante della sovranità serba sul Kosovo, è in grado di gestire la situazione? Il presidente serbo sarà proprio lui che resisterà all'opposizione che si è formata in questo momento, è un'opposizione di destra, dei partiti anche satelliti che li chiamo io, che li ha creato lo stesso Vučić, e tutti in Serbia sapevano che prima e poi arrivasse questo momento e sarà proprio il Vučić che in questo momento probabilmente accetterà questo accordo franco-tedesco perché è l'unica soluzione. Sappiamo che molti governi precedenti sono caduti anche per la questione kosovara. Kurti ha dato l'assenso al piano cercando però di condizionarlo. Non può permetterselo, per così dire, soprattutto perché si tratta di partner strategici, in primis gli Stati Uniti d'America, che non sono solo il principale sponsor e promotore dell'indipendenza kosovara sin dalla guerra in Kosovo, ma anche l'Unione Europea, perché sicuramente quello è il destino per quanto riguarda la politica estera di Pristina. L'accettazione del piano franco-tedesco aprirà ai due paesi la possibilità di entrare nell'Unione Europea nel 2030. Pristina e Belgrado potranno ricevere finanziamenti per modernizzare l'economia. Per i cittadini dei due paesi sarebbero aboliti i visti d'ingresso nell'Unione. Chi rifiuterà l'accordo sarà castigato con un pesante isolamento economico. A garantire la pace in Kosovo è la missione della NATO KFOR, in cui servono anche 850 carabinieri e militari italiani. Sotto
Sotto il piccolo paese di Zinovec, a nord di Praga, verso il confine con la Germania, si nasconde un tesoro. Qui sono stati scoperti giacimenti di litio che potrebbero rendere il paese uno dei maggiori produttori al mondo del minerale, sempre più richiesto per le batterie dei dispositivi elettronici come gli smartphone, ma anche per quelle delle auto elettriche. Circa 1,5 milioni di tonnellate, secondo le stime del Servizio Geologico ceco, che corrisponderebbero a circa il 3% delle riserve mondiali. Sotto Zinovec ci sarebbe uno dei maggiori giacimenti di litio in Europa. È già partito l'interesse per sfruttarlo. Entro il 2023 la Repubblica Ceca dovrà decidere il metodo di lavorazione del minerale, in modo da poter iniziare la produzione nel 2025. Siamo andati a visitare un centro poco lontano da Zinovec, dove, grazie anche ai fondi investiti dall'Università di Chimica e Tecnologia di Praga, è stata brevettata una tecnologia che permetterà di estrarre il litio senza avere scarti. Incontriamo Ong Vu, ricercatore dell'Università di Praga, tra l'altro di origine vietnamita, una minoranza immigrata in Cecoslovacchia ai tempi del comunismo. Questa tecnologia permette di lavorare il minerale di litio ad alta temperatura e creare da una parte la polvere, dall'altra granuli. Produciamo questi due materiali senza sprecare niente e questa è l'unicità del nostro sistema. La polvere infatti sarà processata per formare il carbonato di litio che viene usato per le batterie. Il granulato non diventerà un rifiuto, ma entrerà nel processo di produzione di cemento per l'edilizia. Il litio non è ancora estratto industrialmente nei monti metalliferi. Sono in corso i carotaggi per la ricerca dei punti con il più alto contenuto possibile del minerale nella roccia. Sulla base dei risultati, la compagnia pubblica per l'energia CEZ progetterà quindi i corridoi minerari. Un importante gruppo automobilistico ha già messo le mani sul futuro bottino. In collaborazione con il governo ceco ha individuato una località vicino Plzeň per la costruzione di una delle sue 6 megafabbriche. A regime potrebbe impiegare fino a 4.000 dipendenti qualificati per un investimento totale stimato in 5 miliardi di euro, che ne farebbe il più grande della storia della Repubblica Ceca. Sarebbe inoltre un investimento che darebbe una grande spinta al settore dell'automotive, che è assolutamente fondamentale e strategico per il paese, visto che fattura ben il 10% del PIL nazionale e pesa per il 25% sull'export, con ben 700.000 dipendenti tra industria diretta e indotto. La decisione formale sull'investimento è stata rinviata a seguito della crisi energetica e dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica, ma dovrà essere presa a breve. La fabbrica potrebbe poi essere pronta per sfruttare il tesoro del litio nel 2027. Ci sono posti, pochi per la verità, che per gli appassionati dei giochi da bar sono un rifugio sicuro. Il Museo del Flipper di Varsavia in Polonia è uno di questi. Nato su ispirazione dell'omologo museo di Budapest, è uno dei più grandi d'Europa. Lo anima Paweł Nowak. Quando iniziò a collezionare i flipper, non immaginava che questo hobby sarebbe diventato un lavoro. In early 2000 here. Nei primi anni 2000 era difficile trovare un flipper in tutta Varsavia. Noi volevamo solo giocare, ma in giro non c'erano macchine. Se volevi giocarci, dovevi comprarle e portarle a casa. E quando compri la prima, compri la seconda e così via. Nowak gestisce un locale di 2 piani aperto nel 2016 con 30 flipper. Oggi i pezzi che mette a disposizione dei visitatori sono oltre 150. Ci sono anche gli arcade tipici dei bar anni 80 e 90, prima che le console diventassero largamente popolari e che l'industria dei videogiochi transitasse del tutto dai luoghi pubblici ai luoghi privati. Ma è ancora un hobby questo per me. Quando mi va ci gioco, anche se più spesso passo il tempo a ripararli. I flipper infatti si rompono di continuo.
Every day. Ogni giorno, per esempio questo qui davanti a me sai che di sicuro si guasterà, ma non sai mai quando, domani, tra una settimana, 2 settimane, comunque si danneggerà al 100%. Il museo è frequentato da persone di varie età. Non ci sono solo nostalgici, ma anche chi, per ragioni anagrafiche, non ha mai potuto provare questo modo di divertirsi da giovane. Adoro questi giochi. Ho 25 anni. L'età non mi permette di ricordare i tempi in cui erano popolari, ma li trovo davvero divertenti. Ho giocato solo alla versione online fino ad oggi. È raro trovarli ancora dal vivo. Altri invece la memoria di quei tempi la conservano ancora. My friend, invite me today. Ho scoperto questo posto oggi perché mi ha invitato il mio amico. È come tornare alla gioventù. È bello, anche perché paghi una sola volta una cifra fissa e poi giochi quanto vuoi. Ai nostri tempi, invece, per continuare a divertirti, dovevi inserire un bel po' di gettoni. What do you want every time? I pezzi più antichi e tuttora funzionanti risalgono ai primi anni 30. Allora il principale modo per indirizzare la pallina era scuotere la macchina. Poi furono introdotti quelli che nel mondo anglosassone sono conosciuti come flipper, ci spiega Paweł. Sono i pistoni a molla che danno la spinta alla pallina. Sono stati chiamati così perché ricordano delle pinne, in inglese flipper appunto, un'innovazione del secondo dopoguerra che con scritte apposite fu ben evidenziata sulle macchine che in inglese si sono sempre chiamate pinball, tanto che tutto il mondo non anglofono credeva che il gioco si chiamasse appunto flipper, termine divenuto ampiamente popolare e alla fine prevalente. Ecco perché ancora oggi nei posti dove non si parla inglese come prima lingua il nome è quello teoricamente sbagliato. I pinball o i flipper, che dir si voglia, stanno vivendo anche grazie a questi posti una seconda giovinezza. Un libro aperto nel mezzo, le sue pagine trasformate in giardini godibili ad ogni stagione. È indubbiamente attraente il nuovo museo etnografico di Budapest, aperto lo scorso maggio. Lo visitiamo al calar della sera, quando a godere della passeggiata sul tetto dell'edificio sono gli stessi cittadini più che i turisti. Volevo che fosse prima di tutto un luogo di riposo, di riflessione, ci racconta l'architetto Ferenc Marcel, 52 anni, figlio d'arte, anche il padre architetto. Con lo studio Napur Architects ha vinto nel 2016 la competizione internazionale per realizzare questo nuovo museo, inizialmente mal visto da molti cittadini, ambientalisti in testa, che non accettavano di dover sacrificare alberi centenari per un lungo cantiere. Bisogna dire che le persone hanno capito davvero la bontà del progetto solo quando l'edificio è stato finito e mostrato. Un edificio costruito in sinergia e continuità con il parco stesso. Quando il progetto era solo sulla carta, la diffidenza era tantissima. Nessuno avrebbe immaginato che tipo di opera saremmo andati a costruire. Il 60% dell'edificio si trova sotto il livello del suolo e le parti fuori terra sembrano delle ali trasparenti. La prima richiesta che noi abbiamo fatto agli architetti è che fosse un luogo aperto e trasparente. E poi volevamo una galleria dedicata alla nostra collezione di 4.000 ceramiche provenienti da tutto il mondo, che fosse godibile gratuitamente. E così è stato. Si può entrare e uscire dall'edificio, attraversandolo e osservando questi meravigliosi oggetti che vedete alle mie spalle. I manufatti provengono dai 5 continenti, una fonte ricchissima e diversificata di tradizioni popolari. 300.000 i pezzi conservati in questo museo, solo il 3% dell'intera collezione, pezzo per pezzo, è catalogato con tanto di QR code. Non a caso a decorare la facciata dei tasselli in metallo che disegnano dei motivi ornamentali di fatto provenienti da 40 diverse culture, messi a computer sono stati mescolati. Ne è nata una sorta di decorazione universale. Quando i visitatori osservano la facciata si domandano: ma che tipo di decorazioni sono queste?
Il mio desiderio più grande era semplicemente che ciascuno di loro ritrovasse decorazioni e ornamenti tipici della propria tradizione culturale, indipendentemente dalle loro origini. All around the world's culture. Il museo etnografico è tornato a casa poiché la prima importante collezione etnografica d'Ungheria venne esposta proprio in questo favoloso parco, il Városliget. Era il 1896 in occasione dei festeggiamenti per il millenario dell'Ungheria e proprio su questo parco pende un progetto di riqualificazione imponente che al momento vede già 2 nuovi edifici modernissimi, il museo etnografico appunto e l'auditorium della musica dell'orchestra giapponese Sun Fujimoto. Ho lavorato moltissimo, ho disegnato migliaia di soluzioni, ma alla base della mia idea c'era la volontà di creare una connessione con il parco e quindi ho pensato di invitare idealmente il parco a far parte del nostro progetto, una sorta di abbraccio tra museo e parco stesso. Just a big hug. L'edificio è anche luogo di studio e ricerca. Il numero del personale è raddoppiato da quando è stato aperto, 210 dipendenti, di cui 50 ricercatori. A quadruplicare sono stati visitatori.